L'Istituto Gallo di Agrigento apre le sue porte per un Open Day. Quali sono i percorsi a cui i nuovi potenziali alunni possono scegliere di iscriversi? Noi siamo una scuola che ha diversi indirizzi, sia l'indirizzo professionale, alberghiero, cucina, sala e quant'altro, ma ha fondamentalmente 3 indirizzi tecnici che sono quelli che danno la possibilità ai ragazzi usciti da questa scuola per entrare nel mondo del lavoro in maniera diretta senza grandi problemi. Cioè, basta 18 mesi di praticantato, riescono a fare la libera professione e il titolo abilitante. Quali sono questi indirizzi tecnici? Sono il CAT, che è Costruzione Ambiente e Territorio, l'ex Geometra, poi abbiamo il perito agrario, che è agroambiente e agroalimentare, e poi abbiamo il meccanica meccatronica ed energia. I tre indirizzi sono ovviamente corroborati anche da che cosa? Dal fatto che noi abbiamo, fortunatamente da un paio d'anni, anche il serale di agraria in particolare, dove abbiamo il terzo anno e il quinto anno, ragazzi che hanno già fatto il terzo anno, hanno poi fatto l'integrazione, quest'anno faranno gli esami di quinto anno. Ma non c'è solo il serale di agraria, c'è anche il serale per quanto riguarda l'alberghiero. Quindi abbiamo questi 2 indirizzi fondamentali per chi non è riuscito durante il corso della sua vita ad ottenere un diploma, a venire qua a scuola e recuperare questo diploma. Noi in questa scuola, tutti e tre gli indirizzi, più ovviamente il nautico, che è un altro indirizzo importante che noi abbiamo nella scuola, non c'è solo a Sciacca, gli danno la possibilità di iscriversi in qualunque facoltà, di qualunque genere, di qualunque natura, sia tecnica, sia scientifica, sia letteraria o altro. Io potrei citare casi di nostri alunni che sono medici, casi di nostri alunni che sono geologi o di nostri alunni che sono insegnanti di italiano. Ovviamente non tutti, ma la stragrande maggioranza fanno le scuole tecniche, quindi l'università non è preclusa a nessuno. C'è di più. Noi abbiamo l'opportunità di formare i ragazzi e dare a tutti i ragazzi che scrivono in primo e secondo anno e poi anche nel triennio i libri in comodato d'uso e oltre a questo ovviamente diamo la possibilità ai ragazzi di avere un tablet o un computer se ne hanno bisogno per poter studiare e per poter interagire. Da quest'anno la grande novità del Niccolò Gallo è proprio quella di attivare dei corsi serali per adulti, oltre all'offerta formativa del diurno. Questi corsi sono attivati attraverso 2 indirizzi importanti. L'uno è l'enogastronomico, quindi l'indirizzo alberghiero professionale, l'altro è l'istituto tecnico agrario. L'istituto professionale alberghiero a sua volta si articola in altri 2 indirizzi che sarebbero cucina e sala. Una cosa importante da specificare è che il sistema di istruzione per gli adulti, cioè il serale, consente dal 2015 una grande novità, quella della personalizzazione dei percorsi, che nel caso appunto di un'utenza fatta da adulti lavoratori è una cosa fondamentale, dando la possibilità di andare a valorizzare le competenze acquisite già dall'adulto anche in contesti non solo formali, cioè scolastici, per frequentazione di istituti pregressi, ma anche quelle acquisite nel mondo del lavoro. Questa cosa poi alla fine, appunto, come dicevo prima, si traduce in una valorizzazione e una personalizzazione del percorso, il che significa poter anche andare a completare il proprio percorso di studi in dei tempi minori rispetto a quelli previsti. Qual è il percorso che i ragazzi si trovano ad intraprendere iscrivendosi in questo istituto scolastico? I ragazzi intraprendono 3 percorsi, quello di ricevimento, quello di sala e vendita e di cucina, enogastronomia cucina. Questo è uno dei 2 laboratori che noi abbiamo nel nostro istituto, dove facciamo in modo di simulare quella che è l'attività lavorativa a tutti gli effetti per quello che concerne una sala-ristorante. Questa è la nostra attrezzatura e dove i ragazzi nel biennio soprattutto faranno in modo di intraprendere tutte e 3 le discipline per far sì che loro poi abbiano i concetti chiave che gli permetteranno poi di scegliere una delle 3 discipline. I ragazzi alla fine del percorso avranno la possibilità di intraprendere la vita lavorativa. Già sin dal primo anno i ragazzi facendo 4 ore di cucina, naturalmente fanno anche sala e accoglienza, vengono accompagnati in questo lungo percorso. Naturalmente si inizia sempre dalle basi, per cui al primo anno, primo e secondo anno che è il primo biennio, e vengono preparate tutte le preparazioni relative alle basi, sia di cucina che di pasticceria. Al terzo anno, quando scelgono naturalmente per la loro specialità
specializzazione, scegliendo cucina, si fanno circa 8 ore di pratica. Quindi vengono trattati dei menù completi dall'antipasto al dessert settimanalmente, oltre che praticamente naturalmente vengono attenzionate un po' sia la regione da cui provengono, le varie attenzioni che sono necessarie per far sì che hanno una piena conoscenza degli alimenti e dei prodotti del territorio stesso. Quarto anno ancora abbiamo 5 ore di cucina, diciamo in pratica, più un'ora invece la dedichiamo alla teoria. E vengono trattati menù in orizzontale tenendo conto di varie tematiche come antipasti freddi, antipasti caldi, minestre brodose, primi piatti, e tra i primi piatti non so, una volta tipologia di risotti, una volta tipologia di, per esempio di paste fresche ripiene e così via fino alle preparazioni diciamo, dolciarie. Quinto anno in particolare viene invece attenzionata l'aspetto del territorio, quindi la valorizzazione dei prodotti del territorio, la valorizzazione di prodotti di qualità certificata. Siamo in uno dei laboratori, potremmo definire questo uno dei più innovativi, particolari. Siamo sì, in uno dei laboratori di scienze del Brunelleschi, dei 3 indirizzi del tecnologico, in particolar modo nel laboratorio di agraria. Qua abbiamo realizzato completamente in house questo impianto di coltivazione fuori suolo, quindi senza terreno, con l'idea e il contributo degli alunni del serale e del diurno. Quindi è stato realizzato questo impianto che ci consente di coltivare senza terreno lattughe, fragole e altri tipi di piante, utilizzando, questa è la parte più bella di questo laboratorio, materiali recuperati quindi da altre situazioni, quindi riciclando materiali che diversamente dovevano essere buttati. Quindi ci è stata anche data nuova vita a questo prodotto ed è stata realizzata un impianto che è quello che diciamo oggi il governo sta finanziando con i fondi del PNRR, cioè le colture fuori suolo, le colture a basso impatto ambientale, le colture sostenibili. Ed ecco, qua in questa scuola, in questi laboratori si fa agricoltura 4.0. Siamo all'interno del laboratorio di costruzioni. Che cosa fanno qui i ragazzi? Qui i ragazzi vengono per vedere praticamente come vengono sottoposti i materiali che vengono utilizzati per la realizzazione, per esempio, di un pilastro o di una trave. I materiali vengono sottoposti, tipo l'acciaio viene sottoposto a trazione, essendo molto resistente a trazione, mentre il calcestruzzo, avendo un'ottima resistenza a compressione, viene sottoposto a compressione. Esce fuori il calcestruzzo armato. Uno dei percorsi attivi è l'Istituto Nautico. Perché consigliamo il nautico? Da pochi anni qui ad Agrigento, quindi la provincia di Agrigento, la costa sud della Sicilia, è stata accorpata all'autorità di sistema del mare occidentale, sud-occidentale della Sicilia, che ha sede a Palermo, la quale autorità sta stanziando ingenti soldi, ingenti finanziamenti per il recupero e l'efficienza del porto di Porto Empedocle e Licata. E qui a Agrigento noi professionisti del settore ci troviamo in difficoltà in quanto non abbiamo tecnici, quindi anche noi come piloti, ormeggiatori, spedizionieri abbiamo pressato la scuola Istituto Gallo affinché possa sfornare dei professionisti del futuro per quanto riguarda i trasporti e logistica, specialmente nel settore marittimo, e onestamente sto vedendo una buona risposta dalla parte della dirigente scolastica, da parte di tutto l'istituto in se stesso, con professori. Adesso qui abbiamo tutti i materiali tecnici in maniera tale che i ragazzi possano sviluppare competenze che poi subito possono immettersi nel mondo del lavoro che sta, come possiamo dire, sta aspettando loro in questo momento.